Rimane, diciamo, sul tappeto la tanta sofferenza che, molti di noi abbiamo patito. Ricordiamoci che ci sono ancora persone che, non hanno la patente, in quanto la decurtazione dei punti, è talmente alta per cui hanno perso, la patente, la disponibilità della patente e con questo la possibilità di, andare al lavoro per esempio, e quindi adesso ci attendiamo che anche sul fronte dei punti ci sia un'evoluzione. L'ultimo miglio perché la festa sia completa. Dopo l'annuncio dell'annullamento in autotutela da parte del Comune di Cadoneghe di tutte le 56.000 multe elevate dai Velox lungo la strada 307 del Santo, sulla scorta del parere pro veritate steso dall'avvocato Antonio Greco, il Comune si prepara a gestire migliaia di procedimenti. Come annunciato dal sindaco Marco Schiesaro, sul sito è stato pubblicato il modulo predisposto dagli uffici che i cittadini potranno consegnare di persona in comune, inviare via raccomandata o all'indirizzo PEC verbali 307.cadoneghe.pd@legalmail.it. Lo compileranno e flegheranno, metteranno una crocetta nel caso che gli riguarda. Questo non significa che senza questo noi non procediamo, noi procederemo naturalmente d'ufficio, ma è sicuro, è di aiuto naturalmente a tutti i collaboratori, al comandante e agli agenti di polizia locale a poter lavorare in maniera più chiara, ecco, e rapida. L'accertamento pro veritate eseguito da una parte terza, l'avvocato Antonio Greco, non lascia dubbi. L'esito del mio parere è che accendere i dispositivi sia stato un abuso di potere. Conseguentemente, distinguendo per tipologie di sanzioni, prenderà luogo ora l'avvio del procedimento di annullamento in autotutela, che sarà distinto, ripeto, in funzione della diversità delle categorie di sanzioni che sono state elevate. Nel frattempo il Comune si prepara a inviare una relazione alla Corte dei Conti. Sono stati spesi dei denari pubblici che non dovevano essere spesi. Come ho detto, in quelle condizioni il 23 giugno quei dispositivi non si sarebbero dovuti accendere, il che comporta che non sarebbero state elevate le multe, non sarebbero state sostenute le spese di notifica, non ci sarebbero stati dei giudizi che sono tuttora in corso, spese che ovviamente sono a carico della collettività, ma che partono da comportamenti non corretti e da atti illegittimi, quindi ci pare che si possa configurare una fattispecie di danno erariale.